Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Sono Cividale, oggi si sale a Castelmonte. Andiamo avanti con il brevetto a Castelmonte. E si entra sulla salita di San Leonardo. Bene, il Brighton mi dice che inizia ufficialmente fra 60 metri. Inizio salita, un bel lappino e si parte. Mi metto il profilo altimetrico. Sono poco meno di 8 km per 490 metri di dislivello, un po' a strappi, diciamo a dentelli. Andiamo con calma che non mi sono ancora scagliato. Via. L'ultima volta che sono stato qua è più o meno, anzi più di un anno fa sicuramente. Sono salito d'inverno, c'era la neve a bordo strada. Mi pare che ho fatto un video, in caso lo lascio linkato qua. Allora, primo chilometro, anche chilometro e mezzo, tutto sopra il 7 e l'8, poi ti dà respiro 50, forse 100 metri, e poi un altro chilometro duro, tipo al 10 al 9. A 2,5 un po' di risciacquo, un po' vallonato. Mollo un attimo le gambe perché non mi sono per niente scagliato e si va. Poi ci sarà un'altra parte un po' più dura alla fine, se non sbaglio. Che posto! Qua si arriva alle locanda al Trivio, che coincide con la parte finale di altre salite. Manca l'ultimo pezzo. Ultimo strappo. Allora, prima salita andata, adesso vorrei scendere da Purgessimo, che è una delle salite che mi manca, così me la guardo, e penso risalirò via Castelmonte. Si va. E comincia a essere freschetto. Ciao.
Che posto! Allora, attenzione, attenzione. Ah, qua c'è stata la frana, porca miseria. Quindi via Purgessimo è chiusa, sia in salita che in discesa ovviamente, e quindi scendo per via Castelmonte, anche se adesso sono in salita perché nella discesa c'è uno strappo, ovviamente la deviazione era subito prima dello strappo. Scendo via Castelmonte e torno su di qua a bastone, una delle cose che meno mi piacciono della bici. Vado. Fra poco, quando sarò qua lungo la salita, questo pezzo sarà in discesa. È l'unica cosa che mi conforta. Ciao. Lappino e via. Via Castelmonte a 7,5 km più o meno e 4,80 dislivello, quindi più o meno come San Leonardo che ho appena fatto. Iniziata la salita. Dopo 1,5 km più o meno c'è quella piccola discesa che ho fatto prima in salita, risciacquino qua davanti e si riparte per gli ultimi 3,7 km al 10 praticamente. Il vento contro da una parte aiuta perché sto fresco, ma dall'altra ovviamente ti rallenta, quindi non è il top. Ecco, ultimo strappo. Seconda salita fatta, quindi ho fatto San Leonardo e via Castelmonte, 1 ora e 40, 30 km 1000 di dislivello. Adesso vediamo cosa fare, cioè Purgessimo chiusa, però sono le 11:15, mi sa che torno giù. Ok, deciso, scendo di nuovo da San Leonardo dove sono salito prima, così magari vedo se riesco a beccare qualche passaggio dell'italiano enduro, e
poi boh, forse mi fermo a bere una Fanta al Most, posto da rituale per chi fa i brevetti dei draghi. Ciao. Ok, 2 ore, 48 km, 1200 di dislivello. Bene, sono contento perché ho smarcato altre 2 salite del brevetto, ottimizzando al massimo, perché in pratica ho fatto solo le salite. Le salite sono abbastanza simili secondo me, via San Leonardo e via Castelmonte, con una prima parte iniziale più dura, poi un paio di respiri e poi l'ultima parte un po' più impegnativa, e basta. Mi fa piacere sempre fare queste cose, perché chi si sbatte per organizzare robe carine da noi, secondo me, deve essere premiato e valorizzato. E come quando ho fatto il brevetto Matayur, sicuramente questo mi torna comodo per conoscere meglio le strade qua in zona e programmare prossimi giri. Quindi brevetto in lavoro, mi cambio e rientro. Fatemi sapere se anche voi state facendo il brevetto, quali salite avete fatto, se le avete fatte tutte, quali vi mancano. E basta, se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento se volete chiedere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video.